Per un attimo non ti ho sentito più, quindi attenzione, non mi fare Gaff. esatto, non mi fare il Gandalf della situazione. Fuggite, sciocchi. Dai, Sì? parti con la sigla. Voglio la sigla. La sigla. Vai con la sigla. Oh, eccoci, benvenuti mi fan Friuli Venezia Giulisti e mi fan venetisti e Osteria, puntata 0003. E dopo la meravigliosa e 8-bittosa sigla iniziale, la Pixel Picker Polka di Ken McLeod, o McLeod, non lo so, siamo pronti per un'altra entusiasmante, irriverente, controversa, automunita, militesente, max pulizia, no perditempo, max serietà e tante altre parole a caso, puntata di E Osteria. Facciamo la solita... Yeah! Faccio la solita premessa, scusate la ripetizione, ma avevo promesso che l'avrei fatto almeno per le prime 3 puntate e per i nuovi ascoltatori. Quindi acchiappate villa. Che cos'è osteria? Wikipedia scrive: l'osteria è un esercizio pubblico nel quale si serve prevalentemente vino e in alcuni casi cibi e spuntini. Ben presto divennero anche luoghi di incontro e di ritrovo, di relazioni sociali. Il vino era l'elemento immancabile intorno al quale giravano il cibo, le camere da letto, la prostituzione. Come abbiamo già detto, vogliamo evitare particolarmente gli ultimi 2 punti, ma vogliamo creare un punto di ritrovo e di discussione easy, senza paranoie, in scioltezza. Bene, questa l'ho letta. Chi siamo? Io sono Greg, presidente del MiFan Club del Friuli Venezia Giulia, con me c'è Davide, presidente del Ciao. MiFan Club del Veneto. Ma io pensavo che questa osteria iniziava a essere un po', anche comprendeva un po' il punto sulla prostituzione, ma a quanto pare non è un sito di incontri. Mai Mi ha ingannato, vorrei dire che mi ha ingannato, me ne sono accorto alla terza puntata. Esatto. Dai, dopo ti passo la brocca, quindi bella piena. Siamo 2 osti, ubriaconi come voi di tecnologia. Abbiamo queste osterie perché ci piace bere con la E e parlare con gli amici. Punto. Con noi ci sono i nostri amici, anche se al momento non sono tutti collegati, ma si collegheranno spero dopo. Colleghi di avventura, mi fan come noi, e quindi dopo si presenteranno. Le regole, non ci sono regole. Siamo in una osteria, qua dovrò mettere il bip, anzi è osteria, quindi basta essere educati, non accavallarsi e ricordarsi che in osteria non si fa credito e non bisogna parlare al conducente. Mi piace sempre dire questa cosa, quindi la dico. E non si spara al pianista. Bravo, mi piace, questa l'aggiungo la prossima volta e non si spara al pianista. E poi devo dire la cosa social che fa figo: seguiteci su Instagram, Telegram e sulla mi community c.mi.com. Questa cosa fa tanto influencer e quindi si deve dire. Passo la brocca al mio socio, amico e cugino con 3G di regione, Davide. Vai. Buonasera a tutti quanti. Allora, oggi il programma prevede... Che sera, scherzo. Ho letto che su Wikipedia dopo le ore 12 è buonasera. Se hai detto su Wikipedia, a posto, cioè, tranquillo. Ci fidiamo, voglio dire. Bene, allora il programma di oggi prevede il grandissimo telefonino che costa poco di fatto e di nome, X3 NFC, sì. Mi 10 Ultra, Mi 10T e poi la famosissima e attesissima... No, adesso senti, vai. Fotocamera sotto lo schermo, guerra tra i mediogamma e poi... Esatto. E basta, questo è più o meno il nostro programma. Con noi Rick99. Viva! Un po' più di entusiasmo, però. È il tipico entusiasmo friulano, viva! Ciao Ricky, come stai? Tutto bene? Sì, abbastanza bene. Finito gli esami per quest'anno, quindi ho tanto tempo libero anche per motivi sanitari, mettiamo così. Sei rilassato, dai, tranquillo. Adesso ci stavi dicendo che ma è rilassato per un altro motivo, secondo me. Con tutto questo tempo libero. Sì. Beh, non fatemi censurare tutto dopo, cioè, non è che posso fare un... Io non ho detto nulla. Va bene. E quindi salutiamo Ricky, ma adesso seguiamo la scaletta per il 13 settembre 2020.
Allora, uno dei nostri punti, appunto, la scaletta di oggi era il Pocophone X3, no? Che è uscito questa settimana. Abbiamo anzi rimandato questa puntata proprio per questa cosa qua, Un perché... attesissimo Poco X3 NFC Esatto, comunque. perché faccio una sorta di intro, cioè OnePlus Nord, Redmi, Xiaomi, Realme o Realme, poi Honor, Honor, insomma, no, sì. L'uscita del Pocophone X3 sta proprio a sottolineare questo aspetto, no? Questa nuova tendenza, cioè non ci accontentiamo più degli entry level, ma non vogliamo neanche spendere troppi soldi per un top di gamma, forse, no? Poi ne parleremo dopo, quindi quando proprio ci sarà il la punto della discussione. guerra, esatto, sui medio gamma, però sì, ci sta, insomma, è questo. Mm. Quindi parto subito dicendo con una notizia di oggi che il Poco X3 NFC è un telefono da record, perché in 3 giorni sono state vendute oltre 100.000 unità. Poi, vabbè, Ed è questi... esaurito comunque, eh? È già Esatto, esaurito. quindi La oltre a versione del Davide non è 64. il solo ad essere esaurito e quindi sì, è stato esaurito in 3 giorni praticamente di fondo. Il telefono più o meno, dico giusto due cavolate, cioè è un 6,67 pollici LCD, qua ci voleva la soundboard Può, sicuramente. può, può, può. Oh, lascio questa che è più figa, se l'hai fatto tu. Sì, ho fatto io. E- È perfetto, è perfetto. Aspetta, io neanche la trovo più. Trovo solo Windows XP. Ho trovato solo questo. Però rende l'idea su una grandissima X su questo pannello LCD, comunque. Esatto, esatto. Ci sta proprio. Anzi, ci può stare pure il dramma. E niente, quindi 120 Hz di refresh rate, una buona luminosità, inutile che dico tutte le varie cose da scheda tecnica, lo Troviamo Snapdragon lo Snapdragon, esatto. 732G, esatto, 8 nanometri, e la memoria è da 6G, 664. 64, però LPDDR4X. La fotocamera è la Sony MX682, quindi da 64 megapixel, non è poco, è perfetto. Poi c'è il Bluetooth 5.1, Dual SIM, Wi-Fi 5, l'audio, attenzione, molto importante, perché chi di noi non ha bestemmiato giocando e sentendo poco, dice ma cos'è? Ma cos'è? È il tuo dito, è il tuo dito davanti allo speaker e quindi per ovviare a queste cose l'altoparlante stereo è una manna. Io ho provato telefoni con l'altoparlante stereo, devo dire la verità, è piacevole, insomma, Mhm. non è da poco. Non è da poco. Va bene, batteria da 5160 mAh, praticamente ci vuole devi fare bicipiti per portare questo telefono, infatti pesa 215 grammi, le dimensioni però diciamo che sono abbastanza contenute. E poi È già esce con la... l'immancabile comunque raffreddamento liquido, che ha fatto Esatto, di esso un pilastro portante di questo telefono, perché era Madonna come pensato come parla bene Davide. Oh. Eh? Cioè il Liquid Cool Technology 1.0, già esce con la mia i12, insomma, quindi non è No. poco. E Di- poi di- resistente agli schizzi IP53. Non è neanche ah, poco questo, perché insomma è stato pagato anche per avere la la certificazione, certificazione. quasi nessun Xiaomi c'ha comunque, vorrei dire. Non lo so, sai, chi è che c'è? Eh, No, Mi 10, Mi no, 10T, Mi 10 non, Pro. non so se hanno le Sai che non lo certificazioni, sai. ricordo, queste cose qua. Diciamo Non lo di questo ricordo. telefono l'unica pecca è ovviamente il pannello LCD e non un Super AMOLED. Esatto, e anche Un quello che ne AMOLED. consegue, almeno a me dà fastidio, anche il lettore di impronte è laterale come se fosse i Redmi Note 9, eccetera. Però dire il lettore di impronta digitale, che magari non è sotto lo schermo, c'è chi apprezza e chi no, voglio dire. Sì, sì, più che Nel altro è senso, reattivo. è, è proprio lo schermo che fa storcere il naso a tutti, secondo me. Sì, A nel chi se ne intende, 2020. a chi se ne intende, voglio dire, l'utente medio che sia un LCD o un AMOLED, poco se ne Beh, però frega, diciamo. partiamo da questa base, dai, partiamo Mm. proprio da questa base. Personalmente a me avere un LCD nel 2020 mi fa storcere il naso e anche, sì, i baffi. Vabbè, parliamo del Eh, 2020-2019, se vogliamo mettere un confronto, la Mela con 800 euro metteva un LCD IPS su un suo cellulare, Cioè Beh, non tu è già che... parti subito col carico, mi fai i confronti con la Apple, è finita, cioè mi alzo e me ne vado, che devo dire, anzi metto Però la... voglio, cioè, capire il Anzi, senso... aspetta.
proprio bene. Quindi, Però, cioè, cioè, capisci? Voglio dire, se già una sì, però non c'è lo uno so. schermo da paura, cioè insomma... Ho capito, però è sempre stiamo parlando sempre di un LCD, non stiamo parlando di un AMOLED. Boh, lo sai che io non sono un fanboy dell'Apple, però... Cioè, non toccatevela! Non so, diciamo che come al solito, naturalmente stiamo parlando di un telefono di 200 euro. Sì, 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 per Cioè, risparmiare sicuramente. esatto. Io tempo fa, proprio sul gruppo, avevo fatto un meme dove dicevo che praticamente era Change My Mind, insomma, eccetera, eccetera, dove dicevo che secondo me questo Pocophone, l'X3 di fondo, è un Redmi Note 9 Ultra, no? Giusto per parafrasare il Mi 10 Ultra. Alla fine è un 9 Pro dove hanno fatto degli aggiornamenti non da poco, non da poco, e quindi però li hanno fatti. Effettivamente è un gran telefono, cioè può andare bene per chi non ha un budget alto, E indifferentemente vuole dalla... prestazioni comunque. Esatto, cioè c'è un signor telefono veramente, cioè, Mhm, diciamolo chiaro, in questo momento è proprio il best buy in assoluto. mhm, Cioè adesso non per fare i fan, però mhm. onestamente può andare bene per il papà come per la mamma, che per un ragazzo che ha un budget o anche non vuole spendere tanto, cioè insomma non vuole provare qualcosa di nuovo senza spendere un capitale. Però io la butto lì perché sono pagato zero per dire questa cosa. Però effettivamente aggiungendo qualcosina in più puoi avere telefoni di tutto rispetto, come per esempio quello che sto utilizzando in questi giorni, che è uno Xiaomi Mi Note 10 Lite, che devo dire la verità, Funziona non mi solo a fa... te. Ma che ne so, che ti devo dire, io non ho nessun bug, cioè, anzi, devo dire la verità, faccio outing, ieri sera ho Mm, avuto un bel baghetto di quelli giusti, però riavviandolo tutto a posto, non è successo niente, praticamente io andavo in multitasking, no? sì. E non si vedevano le app. Le app in multitasking non c'erano, quindi era come se fosse sempre libero, ma in realtà c'erano. Quindi ho riavviato, a posto, Xiaomi. Come il tecnico del computer, riavvia e funziona. Esatto, have you tried to turn it off and on again? Sai quella cosa là della serie. Sì, effettivamente io ti dico, il Mi Note 10 Lite è tanta roba, cioè nel senso Mhm. io l'ho preso veramente a pochissimo, per un telefono che è così, street price, lo prendi sulle 250-260 euro, veramente mi sto trovando veramente, veramente bene. Non E so se il quindi... processore sia lo stesso, forse. No, ma infatti dico, se devi fare un confronto con le schede tecnica, ti dico subito che magari perde, a parte lo schermo, il sensore sullo schermo e altre cosine così, magari perde, no? Anche se la batteria mi sembra che sia più o meno uguale, però hai un telefono OLED di tutto rispetto, so, ok che non piace a tutti, però con display stondato, insomma che fa Mhm. molto premium, figo, eccetera, eccetera, sai, te ne vai all'aperitivo, gli altri che ti guardano con la birra piccola, tu c'hai la Mhm. birra grande ma anche il Mi Note 10 Lite, insomma fai una bella figura, no? Le ragazze ti guardano bene, quello con la Porsche si nasconde, insomma puoi fare la bella figura. E quindi, vabbè. Quindi forse basta poco per avere qualcosina in più del Sì, poco. era in sconto a 2,50 tipo. Lo Mm, trovavi in negozio a 2,50, 2,80 scusami, la versione 628. esatto. Quindi Quindi ci può stare, mm, ma non ci può stare come al solito, cioè dipende proprio se uno ha un budget limitato oppure proprio preciso e allora te lo prendi e basta, cioè è così, no? diciamo che il Poco comunque dovrebbe essere, no, quelle caratteristiche accattivanti da killership, lo dicevano così quando è uscito il Poco F1, insomma era quel top di gamma a poco prezzo che Il Sì. nuovo OnePlus. era il nuovo OnePlus. Poi Sì. si sono persi per strada con il Poco F2 che non è altro che un rebrand del K30 Ultra. Però dai, Esatto. diciamo che adesso si sono un attimo rifatti con questo cellulare. Sì, perché Ma all'inizio, vabbè, Ricky. cioè, ormai io penso che hanno seguito un po' questa strategia, no? Che il poco, cioè poco non esiste in Cina, mi pare di aver capito. Poco in Cina non c'è. Mi sembra di sì, adesso mi spiace fare la figura dell'impreparato, però mi Mhm. sembra di sì. Cioè, in India sicuro sì, c'è, In alla India c'è, grande. in India c'è. Mi pare che non ci sia in Cina. Mi Secondo me hanno pare, scelto esatto. questa strada perché
hanno voluto usare Xiaomi per i prodotti, no, di livello, il Mi 10, compagnia Sì, cantante. sì, ti do Redmi, ragione. Redmi, la fascia bassa, Mhm. che deve andare a combattere contro i vari Realme, Oppo, eccetera. E invece Poco è un po' quella via di mezzo, no? Questi dispositivi Sì, ma diciamo però, ti un dico po' più anche un'altra, coraggiosi, ti dico diciamo. un'altra cosa, che il Redmi va molto in India come marca, no? Come sottomarca, come sub-brand della Xiaomi. Sì, Sì. sì. E quindi fare un Redmi K30, cioè prendere il Redmi K30 e scriverci poco, non è stata una Una strategia genialata. di... Esatto. Sì, sì, cioè, anch'io continuamente continuo a non capire il motivo di puntare È sul questo che Poco. Piuttosto fa... stai sul Redmi. Ma forse potrebbe Esatto, anche magari il essere... Redmi, forse hanno pensato che il Redmi K30 Ultra, non essendo pensato per il mercato nostro, quindi quello occidentale, hanno pensato di prendere il K30, metterci poco e venderlo in tutto il resto del mondo. Esatto. Cioè, sostanzialmente stanno facendo quello. Sì, rispetto, cioè, dico sempre quello che dico ogni volta, che cioè, rischiano ogni volta, rischiano sempre che si fanno concorrenza interna. Poi Ma se la fanno, se la sul fanno. discorso AMOLED, no, che Mm? parlavi prima, AMOLED o IPS, Sì? vabbè, a parte il discorso di prezzo, cioè per me non cambia niente comprare un IPS e comprare un AMOLED, perché io come Mm. utente, anche se tra virgolette consapevole, io quando cerco un telefono cerco prestazioni più che lo schermo super figo. Mhm. Mhm. Ah sì, cioè, poi dipende Perché, soggettivamente. perché dovete capirmi, io sono rimasto talmente tanto scandalizzato da dispositivi, che siano computer, che siano telefoni laghettosi, che vanno lentissimo, che ogni volta io devo assolutamente prendere il super No, mega perché... ma questo ti capisco anch'io. Però io sono uno che il telefono lo utilizza spesso per guardare contenuti, no? Sì, sì, ho capito cosa intendi. E, e quindi avere quel nero che si vede bene, avere una buona luminosità, perché poi io comunque giro per Venezia, Sì, magari c'è il sole che batte, e avere comunque avevo bisogno di una buona E non retro. solo. di A Venezia contrasto. non batte solo il sole. Andiamo avanti, scusate. E quindi ho bisogno comunque di uno schermo che sotto il sole Che si veda. che ci vede, esatto. Oppure Esatto. io uso un sacco l'Always On Display perché Mm, vedo le notifiche che mi arrivano senza stare lì mm. a fare 2 volte sullo schermo e accendere lo schermo. Perché magari il telefono lo metto sulla scrivania mentre lavoro, ci butto un attimo un occhio. Vabbè, che al giorno d'oggi esiste WhatsApp web, Sì, esiste sì. Telegram sul PC e tutto quanto, però nel momento in cui io no, sono concentrato e quindi chiudo tutte le applicazioni, mi serve capire sullo schermo cosa viene fuori. Ma faccio una domanda a Ricky, scusa, ma veramente non è polemica, è solo per capire. Ma perché tu vuoi prestazioni? Cioè, in cosa intendi per prestazioni? Perché quando Cioè, giochi non io vuoi che voglio, laghi? io vorrei sostanzialmente qualcosa Fammi un che duri il esempio. più possibile Ah, ok. nel tempo. Cioè, il mio problema è che magari andare a prendere qualcosa che costa di meno, finire che l'anno dopo è già obsoleto. Cioè, io dal mio punto di vista, quello che mi propone poco, nel momento in cui dovessi andare a cercare il telefono nuovo, probabilmente mi butterei sul poco, perché so che lì trovo quello che cerco. Cioè, a un Però buon prezzo, delle tu- prestazioni maggiori rispetto alla concorrenza. però non sempre prestazioni vuol dire avere lunga vita, insomma, del dispositivo, perché molte volte, faccio un esempio, magari un Redmi Note 9 e basta, cioè proprio base, magari amato dalla comunità perché costava poco, dalla community, scusa. Oh, il discorso Eh, modding tu dicevi entriamo in per un altro... questo? No, Appunto, tu no, dicevi. no, Ah, ok, no, ok. modding. No, no, modding, no. Tu Cioè, dicevi solo che non sia, mi piace il diciamo, modding, ma ultimamente ne sto facendo veramente pochissimo, anche sul Mi 6, sul mio ok. Mi 6, no? Ho provato tante ROM, però nessuna alla fine mi soddisfa appieno, perché ci sono sempre, alla fine torno sempre alla MIUI. Amo Xiaomi e tutto quello che vuoi, però sono anche un... Venduto. amo la tecnologia, no? Cioè, di fondo sono un nerd, quindi
io vi dico una cosa, l'altro giorno ho provato per caso di nuovo a riprendere in mano il mio OnePlus 6, Mm? quindi parliamo di un telefono di 2 anni fa, e proprio quello che dice Ricky, cioè il telefono è lì, funziona benissimo, non scatta, non lagga, comunque è un telefono di 2 anni fa, e diciamo che comunque è più fluido rispetto al Mi Note 10 Lite che magari ti può dare altre soddisfazioni, tipo, che ne so, lo schermo più Sì, la luminoso, fotocamera, la eccetera. fotocamera, c'è il mio eye, eccetera, eccetera. Però di fondo era fluidissimo, quindi certe volte siamo sempre lì, dipende anche dal sistema operativo, cioè magari la Oxygen ha una fluidità tale, o comunque un telefono flagship di 2 anni fa o un anno fa ti può dare quello che non ti riesce a dare un Pocophone di Guarda, oggi, anche se su carta è migliore. io sto aspettando la mia E12 sul Mi Note 10 Lite, tanto per capire col 10 cosa cambia col mio Ma Mi perché 8. non ti è arrivato ancora? No, perché il mio telefono è brandizzato. No, Oh, aspetta, fammi capire, il tuo telefono com'è, scusa? Brandizzato, Vodafone. va. Basta, posso anche chiudere, adesso chiudo, guarda. Volevo... No, Risparmiare. un appendice sul discorso AMOLED anche, che ci stavo pensando Basta che non adesso. sia appendicite, ti prego. No, 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 no. Stavo pensando a quello che, a tutto, tra virgolette, lo scandalo, quello che è successo con gli schermi verdi. Non so se sapete. Sì, 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 sì. E gli schermi Io verdi no. sugli AMOLED, che praticamente negli AMOLED si è scoperto che per motivi, cioè perché è proprio un limite della tecnologia, se tu tieni alcuni tipi di AMOLED, comunque varia letteralmente da smartphone a smartphone, da pezzo a pezzo, se tu tieni il telefono al buio Mm. e ha una luminosità abbastanza bassa, cioè che tipo 15-20%, e praticamente succede che gli schermi diventano verdi, Mhm. hanno una tendenza a diventare verdi. E un po' l'avevo scoperto perché, vabbè, quello di Stock Droid fa casino inutilmente, però poi avevo visto anche un video Dai, che di salutiamo. Metti che per puro caso, è impossibile, però metti che pure per puro caso ci sente, lo il buon salutiamo. Puato. Esatto, Davide, giusto? Davide Davide Boato. Puato. Dai, No, è simpatico, poi anche, insomma, è quasi corregionale, insomma, anzi, è corregionale di Davide, è Veneto. è di Padova, mi pare. Di Padova, sì, anzi, È potremmo anche padovano. invitarlo, non verrà mai, però potremmo anche invitarlo, chissà. Vabbè. Però poi ho visto un video di Emanuele Cisotti di Android World, Mhm. dove ha fatto la comparativa e sostanzialmente ha ripetuto che questa purtroppo è una cosa che dipende letteralmente da unità a unità. È un difetto intrinseco della tecnologia e che si risolve sostanzialmente andando sugli IPS, perché gli IPS non hanno questo problema. Mm. Quindi non so, magari hanno voluto anche un po' grattare quell'utenza, no? Che non ha Sì, voglia di è vedersi un... lo schermo verde. Scusami, aggiungo che è un difetto che non si trova solo su Xiaomi o su una versione più low cost, cioè si trova anche su un Google Pixel, insomma, quindi è una cosa che veramente può succedere anche se sborsi un bel po' di soldini. È Sì, proprio, come dicevi esatto, tu, un un difetto difetto della di tecnologia, sì, fabbrica. esatto. E quindi sì, ci può stare. Non so, io ti dico, a me onestamente uno schermo OLED mi dà tanta soddisfazione, cioè proprio quando lo guardi ti dà soddisfazione, è più piacevole. Però siamo lì, siamo sempre lì. E soprattutto anche il fatto, per me ormai è una cosa intrinseca, cioè nel senso avere il sensore sullo schermo, dato che un IPS non lo può avere, per me lo escludo anche per quello, no? Non lo so, siamo sempre lì, sono cose No, io soggettive. sono pro sblocco fisico, impronta Oh, fisico, non sotto lo schermo. ma guarda, io ho avuto il Redmi Note 9 Pro e non è facile abituarsi allo sblocco laterale, cioè è Io ero stato... abituato perché avevo il Sony Di Sony. Xperia Z5 Premium che aveva lo sblocco laterale di Mhm. lato ed era fantastico, ce lo tenevi in mano, sbloccavi di lato, fine. Mentre il Sì. Mi Note 10 Lite ogni tanto non mi prende il dito, devo premere un po' di più, un po' di meno, se c'è il sole non te lo prende. Lì è un po'...
Lì penso che sia proprio effettivamente anche una questione di costi, no? Cioè costi qualità. Certo. Nel senso ci saranno, magari il Mi 10 sarà più immediato, istantaneo, anche un po' istintivo, ormai mi è uscita come parola, la dico, è istantaneo e quindi ci può stare. E niente, Sinceramente, il più comodo, il sensore come posizione del sensore, Dietro lo il schermo? Mi 6, no, il Mi 6 che ce l'ha sul davanti, fisico, è beh, di una sì. comodità che non avete idea. Quello dietro rischia un po' di essere fastidioso perché sei costretto, no, a tenere il dito alto, magari non lo Quello raggiungi perché dietro ha il... rischia di essere un po' fastidioso. Sì. 118! No, perché 118! Sì, scusa. per Mi sca- sbloccarlo devi tenere l'indice alto, no, Ma in magari... realtà no, guarda, ti No, ma dirò, ce dillo l'ho più forte, avuto. ma sto in realtà che mi hai fatto perdere un decibel della mia... del mio scherzo, dai. Dai, siamo troppo seri. Oh, ma c'è Chiara? Ma scusa, adesso, comunicazione di servizio. Davide, c'è Chiara? Fagli fare un Eh, saluto a Chiara. No. Va bene, non perché c'è Chiara. stanno prendendo a botte i camerieri giù. Ok, va bene, quindi no, stavo Detto dicendo che questo, no, che lo sblocco dietro lo lo sblocco schermo... davanti è figo, dai, lo sblocco No, davanti lo è anche... sblocco dietro, volevo rispondere a Riccardo. Lo sblocco del dietro il cellulare, insomma, è comodo nel momento in cui tu vai a tirare fuori lo smartphone dalla tasca e già parti col Esatto, dito dietro. E quello è esatto. comodo, È te anche lo dico. comodo quando non c'è la modalità tasca e tu metti la mano in tasca e all'improvviso vedi che chiami tua nonna. Esatto. E poi volendo ricollegarmi E a soprattutto tua nonna è questo... morta 10 anni fa. Sto scherzando, scusate, un po' di cinismo ci vuole sempre. Quindi, anzi, se volete metto pure il... sì. Aspetta, è ritornata Chiara, dobbiamo fare un saluto da... Dai, un saluto veloce a Chiara, dai. Facciamo un momento così abbiamo anche la quota femminile. Ciao! Ciao Chiara! Sei in diretta su Osteria, puntata 0003. Wow! Dai, di qualcosa di nerd. Io ho iPhone. Ok, Va bene. bene? Fuori di Possiamo- qui. Ok. Possiamo chiudere tutto. Anzi, no. No, la X di Windows, l'errore. Ah, l'errore, ok. Va bene. No, di nuovo la frase, Chiara. Io ho Apple. L'utente ha lasciato questa chat. Esatto, Nani? bravo. Esatto, Nani. Boh, Chiara, senti, ma come fai a sopportare Davide? Cioè, qual è... Dici la verità. Faccio volontariato. Per i poveri che non hanno l'iPhone. Questa è l'unica... È l'unica. La tua è una missione, insomma. Sì, esatto, mi piace aiutare i bambini poveri e mi hanno assegnato Davide e ho detto vabbè. Oh. Vabbè. Qua ci volevo tipo... Oh. Oh no. Va bene. Va bene. Sì? Ciao, vi lascio alle vostre nerdate. Niente, non sapevo cosa dire. Va bene. Un abbraccio, Chiara. Un abbraccio, aspetta, un abbraccio secondo il DPM. Ciao, ciao, ciao. No. Ciao, ciao, ciao. Ah, vabbè, un abbraccio da distante. Bravo, sì. Tipo Gomito, quello col gomito, esatto. Esatto, gomito, gomito, esatto. E un WhatsApp di ringraziamento. Una raccomandata tramite messaggero. Esatto. Boh, adesso te ne vai o no? No, Sì, adesso me ne vado. No, mi devo anche fare le unghie, ciao. Oh, improvvisamente la scala di femminilità e sei da palla. E non so. Comunque, io volevo... Siamo come transgender, siamo qua, non abbiamo problemi a Osteria. Ma insomma. Comunque, io volevo ricollegarmi con lo sblocco al Mi 10 Ultra. Sì. Nel senso che... Come sarebbe sto sblocco? Sono curioso. No, Perché non lo sarebbe so. comunque... No, sarebbe sempre sotto display, però io sono convinto che presentare un dispositivo di fascia elevata
comunque per come doveva essere, non avere uno sblocco almeno facciale. No, aspetta, lo sblocco Sì, ce facciale, l'ha. sì, Quello facciale, ma 2D. ho detto che Niente, volevo mettere Inception così, senza ho detto motivo. che comunque avere un dispositivo di fascia elevata con queste prestazioni, non avere uno sblocco facciale almeno 3D notturno è un po'... non è proprio una genialata, secondo me. Però non ti basta mai, raga, ma No, cioè, a me non come mi ti do il guarda, ti dico, dito e poi io avevo il mio Mi 8 che nonostante tutto aveva lo sblocco facciale 2D notturno perché aveva una telecamera infrarossi. Quindi magari Chiara si faceva una stampa della tua faccia, e la metteva davanti alla fotocamera e ti sbloccava e ti guardava i messaggi zozzi che, lo posso dire, ci sono con tutte le Esatto. altre donne di malaffare che tu frequenti. Sto scherzando, Chiara, tranquilla. E quindi sì, però non ha nessuna, cioè è solo una, E poi, tra è l'altro, un palliativo, dai, non è sempre uno parlando sblocco di 3D. questo, no, parlando sempre di questo, sì, non è uno sblocco 3D, però almeno hai uno sblocco facciale 2D notturno, cose che gli altri smartphone delle serie successive non avevano. Il Mi 9 aveva lo sblocco sì facciale 2D, ma doveva essere di notte e di giorno, doveva esserci luce, un po' di luce, se no non ti riconosceva. Beh, ma scusa, ma loro non Con le paragonano. mascherine poi. Quello è vero. Ma non sblocchi, si illumina lo schermo e quindi quel minimo Sì, riesce. sì, Sì, ma non ti però basta. Non va bene. Però Ma tu sì. capisci alle 3 del mattino che sei tipo... No, sei lì alle 3 del mattino che ti svegli un attimo e ti arriva la luce, cioè ti girano anche un po' i maroni, voglio dire, no? Non capito. Vabbè, dai, senti, la prossima volta te lo compro, un sensore, basta che stai tranquillo, dai. E parlando di questo cellulare, comunque pecca anche in un'altra sua caratteristica. Attenzione, questa qua non me l'aspettavo. Eh, Ehi, eh, eh. ehi, Lo aspetta, no, Snapdragon. aspetta, cosa metto? Cosa metto? Che ecco, Ta 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 ta. pecca per un'altra No, cosa. no. Per cosa? Dimmelo. Snapdragon 865, niente plus. No, aspetta un attimo, aspetta, il Poco mica c'ha l'865, ragazzi. No, dico il Xiaomi Mi 10 Ultra. Ah, dell'Ultra. Ma come siamo arrivati Dell'Ultra. all'Ultra, scusa? Con lo sblocco dietro siamo passati allo sblocco Ma se stiamo parlando di quello, ci pagano per parlare facciale dello Xiaomi dell'X3. Mi 10 Ultra, Ci quindi stanno parliamo dando dello 6.000 euro a puntata ci per parlare pagano... dell'X3, magari. allora non dico nulla, basta, sto No, fermo. vabbè, boh, sì, sai com'è lì, no? Cioè, penso che sia un po' il discorso sempre della coperta, no? Però è una mia idea, sicuramente uscirà qualche altro dispositivo entro fine anno che avrà l'esclusiva del Plus. Quindi non possono Sì, ma farti allora io uscire adesso sto adesso. Tu facendo dici, ok, mi sto prendendo un Ultra, ho fatto ormai la Fin Domestic, cavolo, fammelo uscire adesso, no? Però Figa. posso dirti che rispetto al Mi 10 Pro, il Mi 10 Ultra, che quindi ha intanto una fotocamera da 48 megapixel, la principale anziché 108, è già lì. Ha una risoluzione dello schermo minore rispetto a quella del Mi 10 Pro, Ma non c'è scritto quindi io Ultra, presumo però. che... No, Mi 10... Esatto. Quindi io presumo che il Mi 10 Ultra sia tra Mi 10 e Mi 10 Pro a sto punto, perché se hai lo stesso Snapdragon, se hai lo stesso... Vabbè, comunque, tornando a noi, sì, ci può stare quello che dici tu, però lo sai, cioè, è un insieme di marketing, un insieme di costi, di vision, non so come dicono queste cose, comunque insomma tutta una strategia di mercato su cosa dovrà poi uscire più avanti, di cosa può uscire, vabbè, a far soprattutto uscire così marketing. tanti telefoni siamo sempre lì, no? Cosa... Raga, ma è La inutile che ci questione è poi nascondiamo, tu lo sai meglio supporto di me, da tu vai a parte dire a dei... tua mamma, la signora Davide, vai a dire a tua mamma, questo costa 20 euro in più, però sai è meglio, ma se 20 euro in più, mica, giusto come l'ho fatto con la 100 Veneto, non l'ho fatto bene. Fallo tu. no, se 20 euro in più, mi cosa faccio? Compro quello che costa de manco. E quindi, hai capito? Grazie per la Niente. soundboard che hai fatto. Ci sta, ragazzi, cioè è inutile. Noi diciamo
che si mangiano uno con l'altro, combattono uno con l'altro, ma di fondo però loro vanno su ogni Ci fascia di guadagnano, dici. prezzo. Esatto. E È un po' quello quindi che fece sui tempi Samsung. Sì, ma allora siamo sempre lì. Samsung agree con Ricky. comunque poi aumentò i prezzi in modo... Sì, sì, ma anche Huawei l'ha fatto. Anche Huawei mi pare che mettesse Chi? smartphone Scusa? ovunque. Wow? A, Cos'è? A Huawei. Huawei. Ma A c'è Huawei. ancora? Dai, questa è Sì, infatti volevo cattiveria. dire Huawei è morta e sepolta, No, vabbè, purtroppo. dai. Huawei non può morire. No, dai. No, questa ne parleremo un'altra puntata. Dai. Un'altra puntata parleremo di questa cosa. E niente, quindi diciamo che stiamo parlando già da un bel po', quindi mi sa che secondo me è il caso di, non dico di chiudere, Stringere. proprio chiudiamo l'argomento. Quindi che facciamo? Lo Sì, promuoviamo l'X3 oppure che facciamo? Dai, vai Ricky, Sì, ma con... ce lo dice dopo. Eh, vai Davide. Io sono sicura di questa roba. Tu sei sicuro. In questo momento stiamo sentendo gli affari di... Ti prego, parla, Davide, di qualcosa. No, poi la tagliamo comunque, no? Così. No, la lascio. Questo, come Allora, dice questo Andrea Nepoli, questo è podcast X3, verità. X3NC lo promuoverei per chi cerca qualcosa non sotto dal punto di vista dello schermo, ma sotto dal punto di vista delle prestazioni. Per chi vuole Quindi, comunque, c'ha l'NFC, c'ha lo Chi la porta? stereo. sì, non me ne frega niente. Voglio c'ha- sapere, no scherzo, non me ne frega niente. Me lo promuovi o no? Cioè, Se sì lo- o no? Me lo butti sec- dalla torre o Mm, no? sì, ma con riserva. Lo bombi o la No, porti? sì, ma con no, cioè, voglio dire, mi devi dire sì o no? Dentro o fuori? Allora, io per me stesso è fuori, cioè nel senso no perché non Ok, no perché quindi, non c'è l'AMOLED, ti dico no perché non c'è l'AMOLED. ok, quindi però se ci fosse stato l'AMOLED l'avresti Sì, preso. sì, sicuramente. Ok, però lo consiglieresti? Lo consiglio per chi non ha grosse necessità, insomma. Per E chi come fai a c'è... spiegare a tua zia che non c'è l'AMOLED? No, non glielo spiego, dico zia, compra questo, fine. E se mi chiede per quale motivo, le dirò, perché il telefono ti dura un sacco, puoi pagare col telefono e puoi fare le foto belle. Fine. Mi piace. Lei ti dice, ma c'è scritto poco dietro. Cosa vuol dire? Che è la versione light, versione che costa meno? Le dirò, no, perché sei da poco che sei uscito, quindi... Ok, va bene. Tipo che in Veneto Lenovo è nuovo. Lenovo, capito? Meraviglioso questo. Accuratissimo. Esatto. Bellissimo. Quindi, Lenovo, mi sono preso il telefono? No, mi sono preso il No, portatile mi sono Lenovo. preso portatile Lenovo. Ah, Lenovo? Va bene. Aspetta, qua dovevo fare. Aspetta, vado. Righi, tu ci sei? Sì. Ecco, Ha allora ti preso faccio... carne dalla madre, però. abbiamo sentito un po' che c'era così, c'era un po' di smerigliamento. Sentiamo sotto. Wii, wii. Vabbè. Adesso ti faccio la domanda. Per te, Poco X3 NFC, promosso o bocciato? Promosso. Promosso. Quindi tu, tra virgolette, te lo compreresti, non te ne frega Sì. niente, una cosa No, scherzi a parte. Se L'ho dovessi comprato. comprare No, dai, siamo tre No. persone serissime, quindi scherzi Se a dovessi, parte. se dovessi in questo momento comprare il telefono, andrei su quello. Addirittura. Ma dai, ti slanci così. Sì. Dai. Bene, No. adesso Greg la domanda viene rivolta a te per cambiare le sorti di questo pareggio. Potresti confermare o ribaltare il il risultato. Guarda, Jerry, io chiederei l'aiuto da casa. Tu, No, questo poco, lo bocceresti o dentro o fuori, insomma? Lo vuoi dentro o lo vuoi fuori? Questa È non mi poco o piace. tanto? No, dico, la penso come te, Dave, non perché sei mio cugino con 3G, ma perché è la verità. Cioè, per me, Greg, onestamente, il fatto che non abbia lo schermo OLED, ok, c'è mille altri aspetti positivi, però lo schermo non OLED per me è veramente... L'IPS mi uccide. Per il resto, devo dire la verità, secondo me
da quel prezzo veramente non si può volere di più. Cioè, nel senso, veramente lo Sì, consiglierei. esatto. Chi Esatto. c'è su quel prezzo di concorrenti? Su quel prezzo c'è veramente Redmi Note 9 Pro, però c'hai tante cose, no tante, c'hai delle cose in meno che, ecco, faccio un esempio specifico, nel senso che se viene il signor Mario che abita qua sotto e mi dice Greg mi serve un telefono, gli direi quanto devi spendere, mi dice 200, faccio un esempio, 222 euro, non ci arriva al poco, e allora gli dico boh, prenditi il Redmi Note 9 Pro che magari si trova a quel prezzo, magari c'è un'offerta, qualcosa così. Se c'è proprio se un paletto ben preciso, se no gli direi guarda, prendi quello, oppure appunto come dicevo prima, spendi qualcosina in più e ti prendi il Mi Note 10 che magari dà quella differenza, Mi Note 10 Lite, scusate, che ti dà quella marcia in più, secondo me, onestamente, cioè è più figo, però perché è una persona, diciamo, un normal user, insomma, se già mi arriva Ulrich che ha bisogno di un dispositivo lungimirante, che magari allora ha ragione lui. Insomma, non lo so, abbracciamo sto Poco X3, dai, e diamogli sta promozione, poraccio, dai, gliela diamo sta promozione. Ma anche una botta. Esatto, cioè non è che... Bene, e quindi ci siamo, faccio il gong. Il primo argomento è fatto, ma vi dico che abbiamo sforato l'ora praticamente, evviva. Io direi o parliamo, o diciamo tutto velocissimo, oppure di che cosa vogliamo parlare? Della fotocamera sotto lo schermo, del Mi 10T Pro? Vogliamo fare un accennino al 10T Pro che alla fine Sì, abbiamo io ho poche un po' di cose da informazioni. dire. Io c'ho un po' di cose da dire. Inizio io perché ho solo l'intro, poi dopo non so nient'altro, e quindi che mi sono informato sulle intro e quindi vado su questo. Che cos'è il Mi 10T e il Mi 10T Pro? Quindi si vocifera già da un pezzo che ci sia questo dispositivo. Fino a poco tempo fa c'erano delle immagini che sembravano delle immagini photoshoppate, invece alla fine però sembrano reali, su questo dispositivo con una fotocamera, cioè un comparto fotografico dietro che sembra quanto tutto un telefono. È praticamente un telefono. Esatto. E il nome in codice di questo telefono è Apollo, Apelle figlio d'Apollo, Apelle fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle di pollo. Bravissimo. E quindi display con risoluzione FHD Plus, 6 GB di RAM, così quello che si vocifera, 128 GB di memoria interna, l'865, connettività 5G. E il prezzo si vocifera sulle 500 e bombe altre, insomma 500 e passa euro. E sti cazzi dove li metti? Guarda, te li metto qua. E quindi insomma sembra così. Il Pro invece la differenza sarà 8 GB di RAM, ci avrà refresh rate da 144, batteria da 5000 mAh. Il prezzo però sarà, dico un prezzo preciso e lo dico non a caso, 666, sarà sulle 600 euro. Quindi questo è quello che si vocifera del Mi 10 Pro, e adesso passo la brocca a compare Dave. Allora, guardando le immagini ti dico che secondo me potevano seguire la stessa linea del Mi 9T che avevano progettato, ovvero la fotocamera a scomparsa. Cioè io avrei voluto così, per il semplice fatto che potevano dare un altro tipo di continuità, insomma, alla serie, esatto, esatto, ma anche accontentare tutti quegli utenti che non amano, come me, il Gotch o la fotocamera così. Notch, Gotch, Punch, Funch. Esatto. Branch. Esatto. E anche i crunch che si sa che fanno bene ma sono tanto tosti da fare. Sì, bisognerà capire poi il comparto fotografico se sarà quello top di gamma come il Mi 10T, come il Mi 10, cioè con il 108, con il 64. Certo che ormai tutte queste fotocamere iniziano a essere, tra virgolette, inutili. Sì. Perché avere comunque la macro non lo utilizzi quasi mai.
La grandangolare invece, sì, avere la Due fotocamera. fotocamere, dai, due Tu fotocamere. dici che è un po' una scusa per alzare il prezzo? Sì, ma allora diciamo che comunque te ne può bastare una fatta bene, magari da 48 megapixel, che poi si sa No, la wide ci vuole, ragazzi. Qua mi che magari quella da offendo, me ne 108 non è, non sono vado. 108 reali, ma è una questione. No, no, la wide, no, No, ma te ne do atto, la wide ci vuole. Io sono convinto che della macro non te ne fai nulla. Aspetta che me lo segno, e Dave mi dà atto di qualcosa. La Ok. macro è inutile e poi vabbè, magari farne una, cioè non si può avere una 108 senza l'intelligenza artificiale, ce ne fai una fatta bene, l'intelligenza artificiale se vuoi l'attivi, se vuoi la disattivi, e comunque se proprio vuoi una che abbia uno zoom ottico, 3 fotocamere, però di più secondo me iniziano ad essere veramente troppe. allora, non so se ho letto, giusto ieri ho letto un articolo, si titolava La rivincita delle reflex. Adesso vediamo, non so se riesco a trovarlo. Ah, dici Praticamente tu. parlava della situazione in California, no? Con sti incendi, il cielo tutto rosso. Mhm. Ok, e Mi piace Ricky che mette queste cose. Vai, vai. praticamente dicevano che con le fotocamere degli smartphone non riuscivano a fare delle foto tali per cui cioè praticamente venivano fuori delle foto grigie, non delle Mm, foto rosse, mm. perché gli smartphone hanno il bilanciamento automatico del bianco. Sì. Quindi un po' e diciamo anche per catturare i colori di quel tipo c'è bisogno di un bilanciamento manuale molto certosino, che va fatto su più punti. Cioè il bianco Mm. va regolato a mano e quindi già qua devi essere, tra virgolette, un po' più esperto. Non contenti di questo, dicevano che comunque molte delle cose che ehm, buona parte della colpa di questo problema viene dalle intelligenze artificiali, dalle varie Mm. intelligenze artificiali, e lì in particolare faceva riferimento a quella dell'iPhone, perché in America l'iPhone è lo smartphone più diffuso. E praticamente l'iPhone cosa faceva? Vedeva sta foto, l'intelligenza artificiale riconosceva il cielo, Mm. ma il cielo per intelligenza artificiale è azzurro. Mm. E quindi cercando di correggere il colore, sminchiava tutto. Ho E quindi capito. venivano fuori queste foto grigie. Cioè, insomma, la lente ignorante, tra virgolette, della reflex, se non settata a mano dal fotografo, era. No, con la reflex riuscivi invece a farlo bene. Sì, 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 nel senso la lente ignorante, insomma, vinceva sulla, tra virgolette, intelligenza artificiale del telefono, no? Sì. Esatto. Sì, sono anch'io concordo anch'io sul discorso, no, delle tante fotocamere. Mm, allora, già quando sono arrivato, io mi ricordo quando ho preso il Mi 6, no, con le sue due fotocamere, e subito mia mamma, no, fa, cosa ti servono due fotocamere? Giustamente. Mm, sì, secondo me, finché ti limiti al punta e scatta, te ne basta una. Perché se hai bisogno. Allora, ha senso la fotocamera normale e al limite ti direi quella grandangolare oppure con lo zoom ottico, Mhm. ok? Altre sono in più perché sostanzialmente non le vai mai a usare. Cioè, Sì, sono d'accordissimo, nel senso sono assolutamente d'accordo, non le usi, però onestamente la fotocamera principale, poi una wide, secondo me ci sta, perché è un po' come cambiare ottica in un certo senso, scusate, per i puristi magari, dire una cosa del sì, genere mi bruciano la macchina, però dico, è un po' come cambiare ottica e quindi ci sta. Io ti dico una cosa, fino ma è all'altro inutile ieri, cercare di aggredire, tra virgolette, un mercato professionale, perché il no, però professionista ti no, andrà no. sempre sulla reflex. No, no, ma Mm, dai, no, 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 non è per fare un confronto, però la signora mamma Davide vuole fare la foto tipo che non sa neanche che si dice wide, però la foto quella grande
la foto quella larga, dirà Vuole così. fare la foto dei 50 cugini che non vede mai. Ma anche sì, esatto, oppure vuole fare, che ne so, Piazza San Marco, quella là, se grande se meglio. Esatto. E quindi ci sta, cioè, secondo me, perché c'è una reale differenza, cioè c'è una tangibile differenza, no, in un certo senso. Mentre, come diciamo, la macro, che poi fa schifo, peggio di avvicinarti un po' di più con la fotocamera normale, effettivamente è solo marketing Anzi, ti per dirò dire di più. 8 fotocamere, eccetera, eccetera. Ti dirò di più, con la foto normale fai foto migliori da vicino rispetto con la macro. Cioè, l'ho provato. Esatto, certo. Ma tornando Poi- al Mi 10T Pro, scusate perché voi se vi piace l'argomento fotocamere, però effettivamente do ragione a Dave, o vi ho interrotto, a parte gli scherzi, volete torniamo su questo discorso. No. Vai, Sul tranquillo. Mi 10T Pro effettivamente se fosse così, cioè se c'è il punch hole insomma sullo schermo, se c'è il Punch buchetto, hole. esatto, punch hole, e quindi è un po' triste perché effettivamente chi ha comprato il 9T o chi l'ha guardato e non l'ha potuto comprare, eccetera, eccetera, magari sperava in un 10T Full screen. full screen, insomma, e quindi non so. Ed è lì che effettivamente potrebbe entrare in futuro magari la fotocamera sotto al display, che però noi non facciamo menzione perché sennò facciamo i 2 ore di puntata. Però ci sta, effettivamente qui è stato uno scivolone, secondo me. No? Sì, Mamma sì. Xiaomi qua ha presa, non so, secondo me Secondo me sì. ha fatto un pochino tipo, Rapina senti, dentro. no, questa devo censurare perché che palle. Nel senso che effettivamente avrà fatto un po'. Senti, ma quante ne abbiamo di magazzini pieni di display, quello là col buco? Ce ne abbiamo tot mila. Ah, ok, boh, allora facciamo così. Ci sta. come i vecchi Snapdragon 625. Esatto, che li abbiamo Vi trovati anche nei ricordate forni a microonde. Esatto, che continuavano a uscire smartphone con sto Snapdragon 625 anche un anno dopo Esatto. l'uscita. E al bar ti dicevano, vabbè, ma funzionano, quindi va bene. Cioè, Beh, mia insomma, sorella al mia 1, a parte lo schermo che si sta staccando, lo usa ancora. beh, c'è gente che paga per avere il Samsung Fold che si staccano, come che si piega. Tua sorella ce l'ha gratis. Che battuta nerd, ragazzi. Tristissima. Comunque. Va bene. E quindi, insomma, stando a queste cose, quindi mi sento di dire, il Mi 10T Pro naturalmente sono rumors, cose varie, poi vedremo, Quindi lo bocciamo un po' per che cosa? Solo per questo fatto del buchetto oppure in generale perché non ne C'è sentivamo il buchetto nascosto? Sì, cioè nel senso effettivamente sentivamo la necessità di questo Mi 10T oppure. No, secondo me no. Cioè, nel senso, Boh, il solito esperimento, come hanno fatto quella volta col Mi Mix, quel primo Mi Mix. Mm. Però qui tu Io mi sai ricordo il primo Mi Mix, che Sì, quando ho sì, visto le però prime foto. però quella era una serie, la serie Mi Mix è una serie che tu sai che è tutto un esperimento nel bene o nel male. Qui invece, in un certo senso, era già una serie, la serie T, si aspettano una certa continuità, no, su questa serie. Quindi, non so, non mi sembra quello step in più per Avevano dire. finito i nomi. No, piuttosto avrei fatto uscire il Mi Mix 4, che tutti lo stanno attendendo con ansia. Sì. Non c'è solo il Mi 10T, Mi 10T Pro. A quanto pare c'è anche un Mi 10T Lite, quindi se ne aggiunge un ovviamente. terzo. E a questo punto al 31 dicembre non mi farai un Mi 10T Ultra. No, scherzo, Esatto. però. Capito? Donna, Sì, basta sì. queste critiche alla mamma Xiaomi. Poi il sennò solito veramente. problema, supporto software. Con tutto quello che ne conviene. Cioè, io Comunque. penso che. Io mi ricordo il Redmi 2 si è fatto dalla MIUI 6 alla 10. 4 versioni. Il Mi 6 si è fatto dalla 9 alla 11. Sì. E adesso monto la 12, ma è quella di Xiaomi, della Xiaomi EU. Cioè, capite? Sì. Il discorso è sempre quello. Sì, probabilmente magari, ovvio che col tempo, nel momento in cui Xiaomi riuscirà magari ad essere
ad avere un qualcosa di un po' più stabile, ridurre i modelli, come ha fatto anche Samsung. Mm. Sì, tipo, abbiamo presentato il Mi 10, ma sapete cosa c'è? Fra 6 mesi vi presentiamo il Mi 10T. E chi ha Esatto. comprato il Mi 10 se la piglia... No, non si può dire, prego, perché poi devo mettere il codice. Siamo in fascia No. protetta. Esatto. Diciamo che ha preso poi il Mi 10 rimane un po' fregato, che magari esce questo dispositivo con caratteristiche simili, però... Però così. Vabbè, però allora così voglio dire. suono il gong, significa fine argomento? Sì, suona Sì. il gong. Ma io direi anche, visto che siamo a un'ora abbondante, che Sì, ci riserviamo qualche argomento per la prossima puntata. Sì, dai, ci sta tutto, mi piace questa cosa. Te, Ricky, com'è? Sei stanco? Ti sento stanco. Non scherzo. Perché la madre l'ha cazziato. Esatto. Ma non vogliamo sapere il perché. E quindi niente, allora, che dire? Mi è piaciuto, cioè mi è piaciuto, bravo, bravi tutti. Quindi faccio il finale, ringrazio il mio socio e collega, nonché Bevitore di alcol. d'avventura, Dave, presidente del mio fan club Veneto. Grazie per l'ospitalità. Esatto, poi ringrazio tantissimo veramente per la sua presenza, professionalità, il Rick 99. Viva! Ovvio. Si poteva aspettare di più. Esatto. Io sono un tipo che vola basso. Esatto. Come il falchetto del Friuli Venezia Giulia. No, quello vola alto. No, devi dire che vola poco. Ok, questa è la battuta, la segno a tot minuti. Va bene, basta. Avevo tolto anche la soundbar, cavolo. Niente, allora vado con la sigla finale. Grazie mille a tutti. Chi ci sta Alla ascoltando... prossima. Sì, esatto, ci sentiamo per la prossima osteria. Mi raccomando, partecipate, siamo su Discord e chiunque può dire la sua e partecipare e parlare con noi. Vado con la sigla. Bene, basta, finito.